subito, forse è meglio per buttare via i cattivi pensieri dopo la sconfitta in casa col Pordenone. Sì, abbiamo una partita importante domani, dobbiamo metterci alle spalle la gara di domenica e quindi sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra che in questo momento è in salute e mi aspetto comunque una reazione importante a livello di intensità, a livello di aggressività, quello che ci è un po' mancato nella gara di domenica, soprattutto non nell'arco di tutti i 90 minuti, ma nell'arco di alcune circostanze dove siamo stati poco attenti e poco aggressivi. In questi 2 giorni come ha visto la squadra? Secondo lei è stato ammortizzato il colpo? Ma bisogna comunque metabolizzarlo, è il nostro lavoro, è normale che io poi ho anche rivisto la partita, quindi rivedendola non è facilissimo, però dobbiamo concentrarci in maniera al 100% sulla gara di domani, che è una gara importante. Com'è l'Ancona in questo momento? Dice lei giustamente, squadra in forma, sono le squadre che un po' fino a questo momento il Padova sul campo ha, non dico temuto, però insomma è andato in difficoltà più spesso. È una squadra che in questo momento sta facendo bene, nel senso che l'ultima in casa ha battuto il Parma, domenica ha fatto un buon punto contro il Feralpi, che è una squadra forte, sono organizzati, hanno dei giocatori comunque di valore e dobbiamo essere attenti e concentrati perché, ripeto, tutte le partite, al di là di chi vai a affrontare, abbiamo visto ormai un po' di esperienza su questo campionato, l'abbiamo, sono tutte complicate e difficili. Giocare a pochi giorni di distanza la costringerà a fare qualche scelta diversa in formazione, magari effettuare il turnover per qualcuno? Sì, perché comunque Alfa e Carlo De Risio non sono disponibili, Fantacci non è disponibile, sicuramente abbiamo qualche giocatore che sta meglio rispetto a un po' di tempo fa e quindi penso che qualche cambio, oltre per le circostanze che ci sono, sia giusto farlo, perché i ragazzi stanno lavorando tutti bene, si stanno mettendo al massimo ed è giusto che abbiano anche loro l'opportunità di dimostrare di essere giocatori importanti per il Padova. Si torna quindi con Neto dal primo minuto, mi pare di capire? Sì, Neto probabilmente domani partirà dal primo minuto. C'è qualcun altro che secondo te magari ha un po' più bisogno di tirare il fiato rispetto ad altri, visto che hai giocato 3 giorni fa? Ma è normale che adesso stiamo facendo tutte le valutazioni sui carichi che la squadra ha avuto, qualcuno non ha mai saltato una giornata non è semplice, però metteremo in campo comunque 11 giocatori. Mi aspetto, al di là delle situazioni che ci saranno, ripeto, grande attenzione, grande cattiveria, rifare, secondo me col Pordenone sotto questo aspetto un mezzo passo indietro l'abbiamo fatto, poi quando è scattata la molla abbiamo iniziato ad attaccare in avanti, siamo tornati ad essere quelli che eravamo ultimamente, quindi non dobbiamo però commettere l'errore come è successo, perché nelle ultime 4 gare andando sotto non è sempre facile rimontare, non devi aspettare di prendere, secondo me, uno schiaffo per reagire, dobbiamo crescere anche sotto questo aspetto. Filipe come sta? Filipe sta meglio, ormai si allena da un po' di tempo con noi, stiamo valutando anche lui, insomma, l'opportunità di vederlo. Ma il problema, diciamo, è risolto? Perché comunque lui ha sempre avuto questa difficoltà, ha sempre dovuto fare... Te l'ho detto, come dicevo un po' di tempo fa, quando ci sono infortuni così lunghi, e la dimostrazione è quella di Carlo, non è mai semplice ritornare in una condizione ottimale in poco tempo. Hai bisogno di lavorare parecchio con la squadra, perché i ritmi rispetto a settembre sono sicuramente diversi, non solo nostri ma quelli anche delle squadre avversarie. È in un momento che le squadre corrono tutte, al di là dei lavori che sono stati fatti ad agosto, a luglio-agosto,
quindi chi salta 2 o 3 mesi mi aspetto sempre magari una buona prova, poi qualche difficoltà, purtroppo è così, l'allenamento e il lavoro durante la settimana è importante e alla lunga paga. A proposito di De Risio e anche di Alfaghem, c'è accennato, no, che non sono disponibili per domani, ma per la partita di domenica conti comunque di poterli riavere oppure si va un po' più per le lunghe? Non lo so sinceramente, nel senso che i medici non mi hanno dato la disponibilità per domani e quindi adesso sono concentrato sulla gara di domani, vedremo nel decorso in questi giorni la situazione come andrà a evolversi, però indicazioni precise sotto questo aspetto non ne ho sinceramente. Dal punto di vista non solo fisico ma